Seconda settimana, secondo weekend, oggi le giornate FAI continuano fino a domani, ci troviamo qui nella prestigiosa biblioteca lucchesiana, ma sono tantissimi posti in provincia, al genere Colimpetra, insomma tanta carne al fuoco, Presidente. Sì, apriamo anche tanti beni in tutta la regione, è un'occasione di vivere la bellezza in sicurezza. In questi momenti così difficili abbiamo bisogno di bellezza e quindi abbiamo deciso di scendere in piazza un po' in tutta Italia, in particolare qui ad Agrigento abbiamo il complesso dei Liguorini e la Lucchesiana, ma abbiamo tanti beni ad Aragona, quindi vi invitiamo a vederli nel pomeriggio e se ci sarà la possibilità, sono tempi difficili, anche domani di mattina e di pomeriggio. Quindi siamo abbastanza felici di dare l'opportunità a tutti i cittadini di godere di questa bellezza e così superare anche questo momento, attraverso la bellezza, questo momento di difficoltà. Ricordiamo che c'è l'apertura anche della Colimpetra con due importantissimi appuntamenti che si svolgeranno tra oggi e domani. Ne parliamo con il direttore Giuseppe Lopilato che ce li ricorda. Sì. Dopo il successo del primo fine settimana, del 17 e 18, eccoci finalmente al secondo weekend con la bellezza, con il FAI, con la Valle dei Templi, con il Giardino della Colimpetra. Cosa facciamo? Le visite guidate naturalmente, i nostri giardinieri poi che irrigano gli ortaggi, i limoneti all'antica, trasmettendo quella cultura, quel sapere antico contadino, ma faremo anche dei laboratori per i bambini per coinvolgerli in mezzo alla natura, qui all'aria aperta, alla scoperta della vita, alla scoperta dell'ambiente in cui viviamo e al rispetto che questo ambiente merita. Naturalmente poi finiamo questa stagione turistica esaltante per noi, e non l'avremmo detto, con l'ultimo aperitivo mezzogiorno che tanto successo ha avuto anche domenica scorsa, quindi invitiamo i ragazzi che quest'estate ci hanno seguito con grande entusiasmo, con grande gioia, che sono ritornati di continuo a ritornare ancora adesso qui al Giardino della Colimpetra. Vi aspettiamo domani, domenica 25 ottobre, per l'aperitivo di mezzogiorno al Giardino della Colimpetra. Ci saluteremo e poi ci daremo appuntamento al prossimo anno, che speriamo sia più clemente e più allegro del 2020. Il neoassessore Francesco Picarella oggi ha voluto presenziare e dare anche il saluto istituzionale del Comune di Agrigento alle giornate FAI qui alla Biblioteca Lucchesiana. Sì, siamo in un luogo meraviglioso che è nel territorio di Agrigento, un posto, un gioiello di quelli che sono i beni monumentali della nostra città e quindi era giusto insomma, che qualcuno dell'amministrazione fosse presente in questa occasione importante e soprattutto per vedere quella che è veramente un gioiello dell'architettura e soprattutto della storia della nostra città. Naturalmente l'impegno è adesso da parte di questa amministrazione provare a trovare quell'intesa insieme anche a tutte le autorità anche religiose per poter rendere questo gioiello fruibile anche ai turisti, perché naturalmente è una possibilità in più soprattutto per farli rimanere qualche giorno in più. Certamente questa iniziativa è un'iniziativa importante, meravigliosa, che rivela come la Biblioteca Lucchesiana è una istituzione che può essere considerata vanto per la città di Agrigento. Tutte quelle che lavoriamo, quelle che operiamo, lavoriamo sempre con questa intenzione, con questa idea, cioè noi siamo amministratori di ciò che non ci appartiene. Noi dobbiamo fare tutto il possibile perché il patrimonio culturale, artistico, architettonico venga sempre valorizzato, custodito, promosso per arricchire la comunità locale. Quindi un arricchimento che è culturale e che può avere anche ripercussioni per quanto riguarda il turismo. Quindi l'iniziativa di oggi che il FAI ha ripetuto è un'iniziativa che dà questa attenzione alla Biblioteca Lucchesiana. E l'unica cosa che voglio dire è questa, che la Biblioteca Lucchesiana continuerà a svolgere il suo servizio per promuovere la cultura, perché il Vescovo Lucchesi Palle, quando donò la sua biblioteca alla città di Agrigento, aveva un solo obiettivo, un solo scopo: formare cittadini e formare cristiani. Come si formano le persone? Dando idee, mettendo la gente nelle condizioni di conoscere
la storia, la filosofia, la teologia, quindi la formazione eleva il livello sociale, politico di una comunità. Ecco, per questo noi fedeli a questa idea, fedeli a questo compito che il Lucchesi Palace ci ha consegnato, noi vogliamo continuare a svolgere questo servizio, non soltanto come attività legata al turismo, quindi ad avere qui delle utenze, ma noi vogliamo svolgere principalmente questa funzione culturale.